Giuseppe Rizzo, volta me le facevo tutte queste cose. che legge un'altra poesia, Gigli di Pinzera. Lui non è l'autore, dà la sua voce, l'autore è Amico Salvatore, il quale non è stato presente per motivi di salute. Gli auguriamo una pronta guarigione e ascoltiamo questa sua poesia. Non le chiedo niente sulla poesia perché lei è solo il lettore. No, è un viaggio introspettivo nella vita Ecco, dell'autore. perfetto, è un viaggio introspettivo e questo ci piace perché lei già l'ha letta, l'ha metabolizzata e quindi ora ce la farà sentire. Allora, di nuovo Giuseppe Rizzo che legge la poesia di Salvatore Amico, Gigli di Pinzera. Hai votato e rivotato una pagina, forse iunciuta o olivata allo petazzo della mia vita, e brizza e ricerca di pace celeste. Nello silenzio della sera, di tanti seri, gigli di pensiera, lucente lo lustro di stirli tinciuti, gurniciano quadri di ricordi, pittati con le colura della mia picciottanza. Mannaggia, amica sera, figlia della notte, in un concerto di note planetarie che accarezzano la grandezza di un infinito senza tempo. Bellissima poesia.